Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e benvenuti in una nuova serie gameplay dove andiamo a provare il maxi aggiornamento numero 5 che c'è stato per Manor Lords. Iniziamo subito e il nostro nome è Sivult, ma io voglio, anzi no, è Bertlems, che brutto nome, va bene. Io direi invece di cambiarcelo in... ok, in Lord Perso, ok, anche perché è Lord, potremmo anche scriverlo così, Lord Perso. E andiamo sugli araldi, sulla composizione. Io so già cosa fare come composizione. Intanto vi faccio vedere che sono state aumentate anche il numero di insegne che possiamo utilizzare. Andiamo a utilizzare questo, di simboli, scusate, che possiamo utilizzare. Andiamo a utilizzare per esempio questo dragone molto carino. Qui lo facciamo simile al nostro personaggio, però il campo B io lo voglio neutro, non voglio nessuna formazione. E qua lo facciamo grigio come la mia armatura. Questo è un ottimo, secondo me, stendardo, semplice e carino. Iniziamo subito a giocare. Ora, oltre a quelle che erano già presenti di modalità, è presente anche la duello, dove siamo uno contro le A, oppure il regno frammentato. Ed eccoci qui, nel regno frammentato, dove sfideremo le IA. Allora, partiamo da una regione che è abbastanza ampia, ma non diamoci troppi vantaggi. Io rimarrei in questo modo. Qui abbiamo due accessi, che potrebbe essere un problema per quanto riguarda il gameplay. Qua siamo veramente vicini all'accesso, lo lascerei qui onestamente. Qua potrebbe essere un buon accesso. Allora, devo scegliere tra questa e questa onestamente, perché le altre mi inquietano, che ci sono diversi accessi. Questo forse è quello più distante dagli accessi, forse è il migliore. Comunque vi ricordo che sono state introdotte delle mappe ulteriori, come la collina del diavolo, dove c'è una grandissima collina al centro della mappa, le rupi frastagliate, dove ci sono degli anfratti che vanno a delineare le varie regioni. Poi c'è la divisione, dove c'è una piccola catena montuosa che divide la mappa in due parti, e poi il lago di Lem. Ma noi andremo sulla Valle Germanica perché è quella che ci consente di costruire di più. Come ho sempre detto, questo gioco ha un grande difetto: le mappe sono troppo piccole, e infatti io dubito che in futuro vedremo la cavalleria intesa come quello che pensate voi. Per avere la cavalleria sul territorio ci vorrebbe molto più spazio, a mio avviso. Magari in un futuro verranno ingradite le mappe, non lo so. Questa è una scelta di Greg e ho paura però che la risposta sia negativa. Allora, blocchiamo il tempo, andiamo a vedere un attimo la grafica dall'alto. Guardate che bella questa grafica dall'alto, con varie vignette che sono state disegnate, forse un po' superflue, però carine dal punto di vista estetico. Non mi piace il fatto che non girino, cioè come vedete rimangono fisse e vabbè, non mi piace molto. Però questa è la mappa. Abbiamo vicino una IA a contatto e le altre due sono distanti tra loro. Un accampamento di briganti è qua, quindi ce la dobbiamo giocare bene per questo accampamento di briganti, perché dobbiamo andare a prenderlo il prima possibile, ma dobbiamo anche sviluppare la nostra cittadina. Allora, noi siamo partiti da qua, la strada arriva qui, la strada principale è di qua. Qui abbiamo gli animali selvatici, la pietra, il ferro, di cui abbiamo una risorsa ricca, il clay, ok, e i funghi che sono, oddio, sono lontanissimi i funghi. Questo è un po' un problema. Vabbè, cercheremo di ovviare a questa cosa. Ve lo dico, non costruirò giocando. Vabbè, qua è ovviamente la condizione di vittoria, il dominio, come sempre. Non cercherò di giocare alla cavolo, cioè costruendo sopra alberi e robe, ma tutti gli alberi dovranno essere abbattuti prima di poter costruire delle cose all'interno della città. Quindi mi do questo limite. Qui ci sono gli animali, il che è veramente buono per noi. Qui c'è il sale. Ok, dobbiamo capire come fare la regione, perché questa regione non presenta una porzione di altopiano. Qui addirittura c'è del pesce. Chissà se potressimo mettere qui una roba e fargli pescare. Non credo, penso che si appartenga a questa regione. Però potrebbe essere qualcosa di interessante. Qui ci potrebbe stare una zona commerciale. Potrebbe starci.
Bisogna capire un attimo come sfruttare il terreno. Allora, in proposito di terreno, andiamo a vedere dov'è l'acqua. Ok, l'acqua è praticamente ovunque. Manca solo in questa zona, ma vabbè, c'è qualche striscia qua. Ok. La fertilità, qui sembra esserci della fertilità e di questa cosa dobbiamo tenerne conto assolutamente. Guardate quanto è ricca questa zona di farro. Wow, questa va presa assolutamente come terra. Il lino, forse in questa zona qualcosina, ma mi verrebbe da dire di no. L'orzo non ne parliamo. La segale, qualcosina qua. Qualcosina qua. Allora dobbiamo ragionarci su questa cosa. Qui ce n'è ancora di segale. Quindi tra farro e segale. Segale sembra che ce ne sia parecchia qua. L'odore è ancora in fase di sviluppo e gli incendi anche. Ok. Va bene. Va bene, allora dobbiamo pensare a come muoverci su questa mappa. Allora, prima di tutto colleghiamo almeno il bue al resto della strada. Quindi facciamo una strada fatta così. Qui c'è un continuo, io direi di utilizzarlo e di arrivare almeno fino a qui. Poi vediamo un attimo come giostrarcela. Purtroppo qua qui dobbiamo mettere assolutamente un capanno di caccia, ma abbiamo in mezzo questa roba che ci dà fastidio. Allora, colleghiamo. Ecco, una cosa che hanno cambiato, non so dirvi perché, non è possibile più fare il giro senza doversi impegnare a farlo. E questa roba mi dispiace. Qui potremmo costruire delle case, effettivamente, però il mercato io lo vorrei costruire magari o lungo la strada. Però anche questa è una delle vie principali, quindi in realtà la città dovrebbe essere costruita in questa zona. Allora, vediamo. Facciamo una segheria prima di tutto per capire dove piazzarla. Si potrebbe piazzarla qua e poi iniziare a costruire delle case, in modo tale che facciamo fuori tutta questa zona di alberi e ci costruiamo tutte le case. Questo diventerà il nostro centro cittadino. Vedo qui una leggera pendenza, quindi mi verrebbe dire che la salita sta... però non mi sembra una salita questa. Mi sembra che la zona più in salita sia questa. Allora, cerchiamo di farci spazio. Quindi a questo punto piazziamo qua la segheria, oppure la potremmo piazzare qua e iniziare a mangiarci questa parte di bosco, perché noi dobbiamo, e qui fare la parte più invece produttiva. Ci potrebbe stare, visto che abbiamo i giacimenti, le varie robe. Per me ci potrebbe stare. Qui vedo una specie di rialzo. Sì. Qua potremmo costruire il forte o la chiesa, perché poi è tutto in salita tutto il resto. E poi con le mura teoricamente potremmo fare anche una roba del genere. È qui che non capisco. Non capisco dove sia la parte più alta, però credo che sia in salita. Sì, è in salita. Quindi, ok, questa qui è la parte più alta. Va bene, allora posizioniamo la segheria in questo punto e poi vediamo cosa fare. Gli diamo come priorità non altissima, ma alta. Altissimo diamo altre strutture. Allora, che sono appunto i magazzini. Il granaio deve essere una delle prime cose che... Ah, però qua c'erano i campi, bisogna ricordare che qui c'erano i campi. Allora, il granaio deve essere una delle prime cose costruibili o costruite, mettetela come volete. Magari la faccio partire da qua. Se questa strada principale scende e passa di qui, allora a questo punto, scusate, ma facciamo già il passaggio. Ok, quindi così. Se questa strada passa da qui, qui ci facciamo il granaio. Ok, quindi ci facciamo qui il granaio. E poi vedremo un attimo come posizionarci. Lo posizioniamo qui e gli diamo ovviamente priorità altissima. E come diamo priorità altissima anche al magazzino. Beh, forse oddio anche alta andrebbe bene. Il magazzino potremmo metterlo qua, se facciamo la zona commerciale in questo punto, in modo tale da avere uno sbocco. Oppure addirittura possiamo metterlo qui, vediamo. Oppure qua. Teniamolo. Sì, mi piace di più qui in questa zona. Vediamo.
Magari qua ci facciamo una strada che va avanti. Ok, e qui ci facciamo il magazzino. Se riesco a posizionarlo. Ok, perfetto. Al magazzino diamo priorità non altissima, ma molto alta. Ok, io le strutture base le ho fatte, dopodiché andremo ad associare i vari ruoli. Via. È molto importante che vengano costruite per primi il granaio e il magazzino, e infatti non seguono la priorità data. Mortacci loro che adesso si sono ripresi, perfetto. Andiamo sul granaio perché le risorse, andiamo subito ad associare un personaggio, perché le risorse scadono nel tempo, quindi è fondamentale che vengano raccolte il prima possibile. Ok, il cibo si sta già esaurendo. E là. Ok, no, ci siamo. Era solo da raccogliere. Ok, è stato fatto il magazzino. Mandiamo un'altra famiglia a produrre, a raccogliere il magazzino. Perfetto. Abbiamo cibo per 3 mesi. Male, malissimo. Andiamo a fare anche un cacciatore subito, immediatamente. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qui. Visto che abbiamo vicino il capanno di caccia, io lo farei in questa zona, così appena le risorse vengono raccolte posso disbandarle. Dai ragazzi. Ok, perfetto. Eccolo qua. E qui ci facciamo un bel capanno di caccia. Qua. Ok, tutte le risorse sono andate nei loro punti. Ok, perfetto. È stato fatto il campo di caccia. Assegniamo un cacciatore. E poi vorrei capire dove posizionare il mercato, perché il mercato dovrebbe essere più interno, a dire la verità. Qui il mercato invece mi toccherà farlo in una posizione un po' esterna. Allora potrei farlo qui in questo crocevia e dopo eventualmente rimuoverlo. Però non è che mi piace tantissimo questa cosa, vi dico la verità. Qua ci potremmo fare più una roba commerciale effettivamente. E allora potrei farlo qui il mercato. Potrei fare un'unione di strade, così magari, che arrivano fino a qua, passano attraverso questi alberi e qui ci facciamo la zona del mercato. Non mi fa impazzire questa strategia qua, mi devo essere onesto. Non mi fa impazzire, non mi fa affatto impazzire, però potrebbe essere un'alternativa. Altrimenti, che altra zona potrei farlo? Questa è una zona di passi, però vorrei farlo al centro della città, quindi magari in questa zona qui. Solo che qui ho le cave, quindi non è che mi aiuta questa cosa. Facciamolo. Va bene, dai, facciamolo, creiamo una via così alternativa. Dopo vedremo cosa farcene di questa strada ulteriore che andiamo a creare. Sì, facciamo che questa strada piega e si riunisce qua. Ok, e qui ci facciamo il mercato. Va bene, dopodiché vedremo di connetterlo in maniera un po' più ragionevole al resto della città. Faremo delle fortificazioni, insomma cerchiamo di fare un po' di planning, ecco. Questa zona dovremmo abbattere gli alberi, indubbiamente. Il mercato io lo farei allora, teniamo la linea dritta. Lo farei così. Facciamo così. Questa la curviamo e questa la curviamo. Ok. E qua lo tiriamo in questo modo. Questa sarà la zona del mercato. E vabbè, sarà un po' decentralizzata rispetto al resto. Però ragazzi, non si può fare molto. Perlomeno sarà il primo mercato, ecco, dai, mettiamola così. Poi magari andremo a spostarlo. Insomma, faremo qualcosa in futuro. Allora, dove si trova la zona del mercato però? No. Qui c'è la stazione commerciale. Mercato, eccolo qua. Allora, andiamo a creare il mercato. Ok. Una marea di bancarelle in questo punto. Quindi il mercato lo abbiamo creato. Ecco le prime bancarelle che vengono costruite.
E ovviamente anche le prime case dovranno essere costruite in questo mercato. Abbiamo dato... no, non abbiamo dato. Infatti mi sembrava di avere un personaggio in più. E andiamo sulla casa e andiamo a costruire subito delle case che guardano il mercato. Secondo me sono la scelta giusta. Allora, vediamo di fare un proseguimento di questa zona, di questa via. E potrebbe seguire la pendenza, potrebbe seguire. Oppure andare a intersecarsi di qua. Sì, facciamolo così. Allora, facciamo sia seguire la pendenza della strada, sia andare a intersecarsi di qua. E qui ci facciamo delle case. Sì, mi piace come idea. Però non mi piace... allora, aspettate, non mi piace la curva che gli ho dato. La facciamo un po' più... così, un po' più aperta verso il nord. Ok, perfetto. E ora facciamo delle case. Quindi questi sarà un po' la zona un po' più borghese per ora. E poi vediamo di andare avanti. Però ci serve legna, quindi finché non abbiamo legna non possiamo, ahimè, costruire le nostre case. Andiamo avanti quindi con la costruzione. E intanto dobbiamo tenere d'occhio anche le altre IA, perché le IA sono intelligenti. Sembrerebbe che siano state migliorate. Dove sono? Eccole qua. Vedete, hanno già costruito delle case. Come cacchio hanno fatto a costruire delle case? Vorrei capirlo. Ai 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 ragazzi, sento già la pressione addosso. Sento già la pressione addosso. Va bene, dai, dobbiamo darci una mossa. No, vorrei sapere come hanno costruito delle case comunque le IA. Cioè, più velocemente di me, come hanno fatto. Vabbè. Non facciamoci domande, aspettiamo che arrivi il legno. Anche perché finché non abbiamo le case non possiamo andare avanti con la costruzione. E anzi, io ti direi a questo punto, vammi ad abbattere questi di alberi per favore, perché qua ci devo costruire delle case. Devo fare la zona un po' più borghese residente. Quindi fammi questo piacere. Mamma mia che brutto nome. No, no, cambiamolo, non l'avevo visto. La chiamiamo pianura. La pianura fortificata. Facciamo altopiano, dai. Facciamo altopiano fortificato. Non mi va, non mi ci sta. Quindi allora facciamo forte altopiano. Ok, perfetto. Siamo nella regione di Forte Altopiano. Questa, ragazzi, è un'altra roba che voglio andare a vedere con voi, ma lo vediamo successivamente quando lo dobbiamo sbloccare. Adesso è importantissimo andare a costruire le nostre prime case, perché viviamo ancora nelle tende e questo non va affatto bene. Quindi cerchiamo di darci una mossa. Quanto siamo? A 3 di legname. Non so se posizionare qualcheduno. No, però mi serve la caccia. Ho bisogno della caccia, ragazzi. Ok, qualche albero è stato abbattuto. Qui siamo a 4. Allora iniziamo ad andare a costruire delle case, perché secondo me era 4 di legname che mi richiedeva. 8 me ne richiede, wow. 8 è un po' tantino, anche per le nostre tasche. Allora iniziamo a costruirne magari le prime. Non voglio fare una roba troppo estesa, a dir la verità. Qui me ne richiede 4, qui 2, ma non gli piace. Allora facciamo il contrario. Non gli piace. Non gli piace. Allora, partiamo da qui allora a costruirle. Ok, così gli piace già di più. Non voglio fare troppi giardini troppo grandi. Secondo me già così è fin troppo. Però voglio 2 abitazioni, non ne voglio solo una.
quindi me la dovresti fare un po' più larga. Ok, però così non mi fa vedere il giardino, mi fa prendere il giardino. No, allora me ne fa prendere solo una. Così una larga. E quindi qui ce ne starebbero due. Oppure una stretta e basta. No, non mi piace. Voglio mantenere una veridicità storica di questa cosa. Vediamo. Perché voglio mantenere le case un po' più... un po' più, diciamo, accurate a livello storico. Allora, qui in realtà sono tirati giù gli alberi, quindi potrei costruirci delle case, come dico io. Vediamo se... Ok, siamo a 6 di legname. Dai ragazzi, fatemele costruire. Siamo a 8. Siamo a 8 di legno. Ok, qui area di lavoro vuota, perfetto. Perché va bene giocare giocare secondo le regole del gioco, però io voglio anche fare una cosa fatta bene. Non mi interessa la popolazione è senza tetto per ora. Voglio giocare alle mie regole. Allora, qua in realtà potrei costruire delle case perché ha terminato la costruzione, cioè la distruzione degli alberi. Ecco, qua tipo 3 case ci starebbero. Ok, iniziamo a costruirle. E facciamo questa parte un po' più borghese, più borghesotta. Adesso ci vorrà un secolo perché me le costruisca. Però pace amen. Ok, intanto il legname c'è. Dobbiamo subito recuperare un animale in più, però sarà una roba che faremo nel tempo. Andiamo avanti, forza. Ma qui manca la strada? Ah no, ok. Non la vedevo, ok, perfetto. Un bug grafico. Ok. Qua ci potrebbe stare anche una casupola che introduce l'entrata al villaggio. Perché no? Ok, qui intanto tiriamo giù gli alberi. Sì, ho detto non facciamola troppo vicino all'entrata, però non è che cambia poi molto, però va bene, dai. Allora, intanto una famiglia è entrata in casa, quindi ha occupato la casa, ora una seconda. Siamo 5 famiglie, quindi 2 ospitano tutte le altre. Vediamo se riesco a fare anche qui un'abitazione. 2 me ne fa fare addirittura. Me ne fa fare 2 di cui una è solo una casa e non ha neanche il giardino. Vediamo così. E se veramente vado qua e gli faccio così e gli dico fammene una, no, esce uno schifo. Ok, ne manca uno dei poveri coloni che non hanno ancora la casa. Poi ne devo fare anche un'altra, quindi non è che devo stare qui troppo a cincischiare. Qui posso fare questa di casa fatta così, ok. Però voi mi dovete abbattere questi alberi qua. Ok. Dopo uno si chiede perché è indietro. Per forza. Giocando così, cercando un po' di veridicità storica in quello che non c'è. Ok. Però mi piace, dai, guardate come già la zona, diciamo, del mercato si sta riempiendo di case. Bello, mi piace. Poi chissà se questa zona in un futuro verrà abbattuta oppure no. Ma ci vogliono 4 di legno. Ecco, così non sarebbe male comunque da costruire, Ci vuole però 4 di legno. Adesso, appena abbiamo la possibilità, lo andiamo a fare. Ok.
qui hanno terminato, quindi andiamo a dargli la costruzione, la distruzione degli alberi. Usciamo da questa schermata. Qui la distruzione degli alberi gliela diamo in un punto più sensato, tipo io inizierei a dargliela per esempio qua, in modo tale da costruire altre case attorno e iniziare ad addentrarci un po' nel villaggio. Secondo me ci sta. Il bue è un po' lontano purtroppo, però non si può fare altrimenti. Non si può fare altrimenti. Ok, iniziamo a tirare giù tutto. Bravissimi disboscatori. Ok, siamo a 4 di legname e adesso utilizziamo finalmente il legname per avere delle famiglie in più. Siamo stra in ritardo rispetto alle altre famiglie, ma va bene così. Ok. La bellezza ha un suo prezzo. Vediamo intanto come sono messi loro. Ho paura a guardare, ragazzi. Ok, hanno già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 case questi. 8 case. Adesso ne ho fatte altre, un'altra. Hanno il granaio, il segantino di già. Wow, hanno già il segantino. Ragazzi, una corsa contro il tempo, ma anche una corsa alla beltà. Dai che adesso sale l'approvazione. Ah, guardate tra l'altro l'approvazione com'è cambiata. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fasce. Sono rispettato, ma non amato. Possiamo formare la milizia, perfetto. Fatemi vedere gli uomini. Ok, ne ho già 10 a disposizione. Ricordatevi che dobbiamo andare verso verso la distruzione dei eccoli qua, dei briganti, scusate, che sono qui. Dobbiamo arrivare prima degli altri. Però vorrei anche che si prendessero un po' di bottino i briganti, in modo tale da avere poi delle risorse. Intanto continuiamo ad andare avanti con il cibo. Però la situazione è abbastanza grave. Ma vedete che mi sparisce la strada. Quanto siamo di legname? 4. Allora, facciamo una casa così, per favore. La facciamo così, in modo tale che poi riusciamo a farne una anche di lato. Sì, mi piace, col giardinetto interno. È un controsenso continuare a costruire case quando si ha poco cibo, ma è un cane che si morde la coda. Se non ho abitanti non posso andare a recuperare il cibo. Wow, qui c'è una salita. Ok, quindi facciamo che da questo punto, che è un po' più quello basso, di parte una strada che porta qui. Ok. E qua ci facciamo qualcosa per raccogliere i nostri funghetti. Eccoli qua. Altra aggiunta nuova di questo maxi DLC. Però prima dovete spingermi le case, Dai, andiamo alle priorità. Ok, una casa in più è stata fatta. Ora aspettiamo che arrivi qualcuno e vedremo poi di recuperare scusate, di recuperare il gap che ci è stato lasciato. Intanto qui abbiamo fatto ok, abbiamo tirato giù. Continuate a tirare giù anche in questa zona. Per ora agiamo in piccoli gruppi. Ok, altra casa prodotta, perfetto. E continuiamo a fare un'altra casa. Ok, benissimo. Abbiamo del personale in più. Ottimo. Ok, ora abbiamo un bel po' di case e iniziano a formarsi un po' le vie. Guardate, di questo villaggetto molto molto carino. Bene. Ora che abbiamo un personaggio in più dovremmo riuscire poi a piazzarlo qua. Ecco che sta arrivando il bue. Poi dobbiamo iniziare a commerciare, quindi faremo magari un trade post, magari qua. Qui abbiamo il magazzino, va bene. Militare siamo a 12, bene, stiamo salendo. Dobbiamo arrivare a 20 come obiettivo. E poi fare, insomma, avere la possibilità di prendere altri lavori. Intanto siamo in una situazione non piacevolissima.
Ok, si è trasferita un'altra famiglia, quindi iniziamo a fare il rifugio del boscaiolo per portare via un po' di legna. Potremmo prenderla da qua la legna, oppure da qui. Potremmo iniziare a disboscare questa zona e, e poi man mano spostarci verso il basso. Se la segheria fa danni qua, però anche qui in realtà, perché questa è la parte poi industriale, quindi anche qui in realtà non sarebbe male un taglialegna. Allora facciamo così. E da qui poi di parte tutta la parte produttiva. Ok. Siamo molto espansi, però va bene così. Intanto è entrato un altro personaggio. Ok. Qui devono assolutamente andare in due a prendermi i funghi, perché siamo già in ritardo. Siamo a 53 lì. Ok. Qui 16. Col cibo non saremo proprio messi alla grande, eh. Questo è un bel problema. Però va bene, ragazzi. Quante case abbiamo a disposizione? No, sono già state riempite tutte le case. E abbiamo 7 di legno. Bene, stiamo iniziando a prendere il volo con il legno. E continuiamo a costruire case. Potrebbe essere una strategia un po' forzata. Sicuramente lo è. Però non vedo alternative, onestamente. Vediamo se la costruisco un po' più indietro. No, non mi fa il giardino su queste. Così mi fa dei piccoli giardini. Ci potrebbe stare a livello di costruzione delle case per il quartiere. Anche se non sono grandissime a livello di giardini. Però potrebbe starci. Dai, facciamo così. So che bisognerebbe fare il terreno più ampio possibile, però non mi piace, ragazzi. Non so, non mi piace. Ok, qui non è ancora stata fatta la struttura. Facciamo la struttura e poi ci lasciamo. Ok, intanto si è trasferita un'altra persona, perfetto. Così possiamo continuare a raccogliere cibo indisturbati. Ci vorrà tantissimo tempo per portarlo da qua a là, lo so, però. Allora, qui possiamo migliorare leggermente. Così. Ok, anche perché i solchi saranno in quella direzione. Ok. Altro burgheggio fatto. Iniziamo a distruggere la foresta, dando lavoro. Intanto ben 7 famiglie sono arrivate. E siamo già 16 di milizia. Bene, questa roba è molto positiva. Vorrebbe dire a che prezzo, mi vorrebbe dire. Però va bene, sarà la trattazione di un altro capitolo. Ok, adesso dobbiamo andare però sul commercio, ragazzi, perché sennò non sopravviviamo qua. Vediamo che altra zona. Allora, ingraniamo un po' le zone e vammi a togliere tutto questo bosco qua, perché ci dovremmo costruire poi le case successivamente. Quindi disbosca tutto e vediamo di fare del nostro peggio. Qui appunto abbiamo detto ci sarà la zona industriale. Qui verso l'interno la zona più cittadina. Ok. Ciao, ora che lo riempiamo tutto questo mercato qua passa un secolo. Va bene. Il granaio è un po' lontano da tutto. Bisognerebbe rispostarlo. Però non posso fare tutte le cose. Diciamo che la partenza non è stata delle migliori, mettiamola così. Ok, ci facciamo la strada. Vedete, ho delle difficoltà a costruire la strada qua. Vabbè. Ok. Poi magari in un futuro questa strada qui la togliamo e ci facciamo un bel boschettino qua. Ok, altra famiglia arrivata, benissimo. Diamogli no, gli diamo la capacità di fare le assi di legno.
Anche perché adesso dobbiamo fermarci un po' con le case e gli diamo questa cosa qui delle assi di legno. Vediamo dove posso posizionarlo questo. Sulla strada principale. Lo posizioniamo qua. Dai, lo posizioniamo qua. Che sta un po' a metà, ma vicino al magazzino. Impossibile. Cosa è successo? Ah, qua hanno terminato già. Wow. Allora, lasciamone uno. No, lasciamone 0 in realtà. Ok, quindi mi si sono sbloccati 2 lavoratori. Buono. Allora, uno lo diamo qui, dedicato al bue, così non devono tutte le volte andare a prenderlo. E l'altro lo mettiamo qua. Potremmo fare così. E qua, perfetto. Ora, cosa mi manca? Ok, il combustibile va bene, il cibo più o meno c'è. C'è qualcuno che se ne sta occupando di prendere il cibo. Speriamo. Allora, ve l'ho detto, sul cibo siamo carenti purtroppo. E questo sarà un bel problema. Sarà un bel problema. Ok, trasferita un'altra famiglia. E questo sarà un altro grande problema. Forse abbiamo esagerato con le case. Ma fa nulla. Ma fa nulla perché adesso andremo a commerciare. Allora, vediamo. Fattoria. Bla bla bla. Ci vorrebbe anche la fattoria. Non trovo il commercio. Eccolo qui. Ok, stazione commerciale. Noi facciamo una bella stazione commerciale proprio qua, vicino al mercato e vicino alla strada. Perfetto. E continuiamo. Venderemo probabilmente assi di legno e probabilmente la legna d'ardere. Ci vorrà tempo. Vediamo ora di costruire questa zona. Fin dove arriva il nostro terreno. Ah, ok, proprio ai limiti. Quindi proprio qua, va bene. Dai, però mi piace come sta venendo su, se devo essere onesto. Mi piace. Non dobbiamo più costruire adesso case perché se no ce la giochiamo male. Ok, dobbiamo fare in realtà Burgage di livello 2 o superiore. Ok, va bene, per passare di livello e prenderci un bonus barra malus, che sono le nuove robe che sono state introdotte, va bene. Qui in realtà poco male, ecco che sta recuperando tutte le risorse, perfetto. Ah, ne manca una, porca miseria, adesso devo tornare indietro per prendere quella risorsa lì, vabbè. Non facciamoci domande, abbiamo 4 mesi di sopravvivenza, dopodiché schiattiamo. Ragazzi, che ci serve cibo, forza. Vedete che c'è qualche bug grafico, qualche glitch. Ok, perfetto, costruzione terminata. Allora, commercio, iniziamo a commerciare. La prima cosa che voglio commerciare è indubbiamente... Allora, legna d'ardere non sarebbe male, però io vorrei commerciare le assi di legno. Andiamo a commerciare le assi di legno e facciamo esportazione e mettiamo un nostro personaggio. E iniziamo così, ragazzi, la nostra avventura anche economica. Ok. Perfetto. Va bene, signori. Allora, io direi che dopo la compagnia delle Indie che abbiamo creato, direi che è... che possiamo lasciarci qua. Un gameplay abbastanza lunghetto, ma secondo me ci voleva come fase introduttiva. Nel prossimo giro vedremo se riusciamo a costruire la chiesa, se riusciamo ad espanderci e vedremo anche la situazione dei nostri alleati. Per ora ci lasciamo qua con il forte altopiano. Signori, Lord Perso, il vostro Lord, vi saluta con un ossequio dei suoi. Noi ci vediamo a una prossima puntata. Grazie per essere passati qui. Alla prossima. Ciao ragazzi.